Abbiamo carpito al volo Edoardo, guardate qua, un mostro di simpatia, Edoardo di Pisogne. Sì, dalla Valcamonica. Dalla Valcamonica in bicicletta. No, abito qui dal 94, sono 8 anni che sono vedovo. E Edoardo, che fai nella vita? Allora, come dire, sono pensionato e faccio il volontario con gli anziani per il comune. Edoardo, sempre in forma, sempre attivo per gli altri. E vuoi sapere anche l'età? Beh, insomma, non si chiedono l'età. Se indovina. Io direi 40. E il resto canta, 68 anni. Un bimbo. L'ultimo bacio ho perso la dentiera. Sì, ma non parliamo di baci, va, non siamo sta. Avrai anche. Dai, proviamo a leggere il primo, va, qui in alto. Niente bacio, non ti emozionare, stai sereno, Edo. Aiutami. Come aiutami? Qualla il nabe Qualla il nabe fa lat al tor. Ok, quindi Qualla il nabe fa lat al tor. quando la il nabe anche il tor è il fallato, cioè? Ecco. Cioè, ora quando va bene anche il toro fa il latte. Sì. Quando va bene. Sì. Però se poi il toro non vuole fare il latte, la gallina magari farà il latte alla gallina, che dici? No, la gallina non lo fa. Fammi al latte. Vabbè, Edoardo, noi non facciamo più niente, ma tra pochissimo iniziamo con una nuova puntata di Centro Anch'io. Edo Stachena, E per vedere questo centro anch'io su che canale? Centro Anch'io, Centro Anch'io. Adesso iniziamo davvero, Iniziamo raccontandovi un'opera davvero molto famosa, il ritratto di gentiluomo con flauto di Giovanni Girolamo Savoldo. Oggi parliamo di uno dei capolavori di Savoldo, un ritratto che apparteneva anticamente al Cardinal Richelieu. Protagonista è un giovane dall'aspetto aristocratico, abbigliato in modo raffinato, con una cappa foderata di pelliccia e un cappello scuro ornato da una piuma. L'artista ne rappresenta l'aspetto fisico nei minimi dettagli, secondo gli usi della pittura lombarda. Quello che fa di questo quadro ritratto a tutti gli effetti moderno è però la rappresentazione dello stato d'animo del giovane. Gli oggetti collocati nella stanza ci parlano dei suoi interessi, un foglio di musica appeso alla parete, i libri, il calamaio e il flauto che tiene tra le mani ci informano del suo amore per la musica e danno sostanza alla sua attitudine melanconica. Sentite quello che vi raccontiamo oggi. Quan la el nabe, fallata al tor. Di nuovo in compagnia di Cristine, che è lei questa gentile e bella signorina, e David, guardate, voi siete fidanzati, sposi, fidanzati. E quando ci si sposa? Quando? Non ho capito. Scusa. Ha capito, fa il furbo, bene, siete simpaticissimi. Abbiamo interrogato già David qualche puntata fa, ora tocca a Cristine. Riesci a leggere questa frase, Cristine? Quant la ul na piva lat al tor. Christine, ma sa che ci ha azzeccato tutti gli accenti, guarda come ride il fidanzato. È stata brava invece, bravissima. Grazie. Giuliano di Brescia. Sono ancora qui, Giuliano di Brescia. Brescia città, di origini non bresciane ma ormai di bresciano da 2 generazioni, dai. Poi un baldo trentenne qua. Sì, 35 dai, 35. Senti Giuliano, quan la el nabem? Quando la beh, fallata al toro. Cioè, Quando ti vuole andare bene, anche il toro fa il latte. tu hai delle stalle con dei tori che fanno il latte, cioè sei proprio fortunato? No, non proprio, non tanto da far fare il latte al toro, però insomma dai, qualche mucca che fa il latte ce l'abbiamo ancora, dai. Leonardo, che si fa? Va un caffè così, non è che facciamo cose grosse, Infatti, Qualcuno che te lo offre il caffè, Leonardo? ma penso che questo amico in parte glielo farò offrire a lui che... Non mi pare molto convinto, Senti, Leonardo, quan la el nabe che fa al lat al toro. Praticamente se riesci a fare il latte al toro, fargli fare il latte al toro, ti va bene, deve andare bene per forza. invece il toro al massimo fa le corna. Quello è, il vero toro fa le corna. Marzia ride già ancora prima di leggere il nostro proverbio di oggi. Proviamo. Di oggi. Quan la el nabe fallat al tor.
Ovvero, a proposito di latte, che qua un pochetto nel caffè. Espresso, quando vuole andare bene, fa il latte anche il toro. Eh sì, a lei le cose vanno sempre bene, Marzia. No, non va sempre bene, però facciamo finta che vadano bene. Lo finge molto bene però, Bene, È essere felici. auguri Marzia. Grazie. Posso rialzarmi che sono in ginocchio? Sì, grazie. Qualla il nabè fallata al toro, è simpatico. Allora che significa? Quando vuole andare bene anche il toro fa il lato, ovvero quando una cosa deve proprio andare per il verso giusto, anche le cose impossibili, ovvero il toro che fa il latte, si realizzano. Quindi fiducia, speriamo bene. Grazie, alla prossima puntata, ciao!